Mi hanno detto, io li ho incontrati, mi hanno detto che era loro intenzione sostanzialmente emulare un noto film che avevano visto, facendo una scena appunto che questo film riportava. Peccato che i diretti interessati non siano degli attori, né Albina, placida frazione di Gaiarine, la location di un movie segnato dalla violenza, tant'è, così si sono giustificati due ventenni che prima si sono costituiti dai carabinieri, poi hanno incontrato il sindaco per spiegare la folle notte di fine aprile, quando armati di una pistola a salve e di alcuni petardi hanno creato il panico nella borgata. Pistola era una scacciacani, l'hanno tra l'altro assieme a un'altra che avevano a casa l'hanno consegnata alle forze dell'ordine proprio pensando che se gli riprende questo raptus non abbiano più la pistola perché non era loro intenzione procurare l'arma. Un impulso derubricato dai due ragazzi a bravata, di certo armi e petardi sono stati acquistati online e per uno in particolare, 21 anni di Gaiarine, è scattata una denuncia per esplosioni pericolose. In molti quella notte ad Albina erano stati tirati giù dal letto, mentre a immortalare i due amici era stato il circuito della videosorveglianza. Scongiurata l'ipotesi delle intimidazioni, ora è giunto il momento del ravvedimento, delle scuse, ma non del perdono. Quando li ho incontrati hanno dato la loro disponibilità a fare qualcosa magari anche in comune proprio per scusarsi nei confronti della comunità. Ovviamente questo non toglie la denuncia e la strada intrapresa,